In 3 anni tagli del 40%, con ritardi enormi nell'erogazione dei fondi e finanziamenti in forse anche per l'anno in corso. Così, delle oltre 2000 scuole cattoliche del Veneto, frequentate da quasi 100.000 alunni, almeno un terzo è a rischio chiusura. Sono questi i numeri di una situazione preoccupante che ha spinto la Conferenza Episcopale Triveneta a prendere immediati provvedimenti. Tra questi, la richiesta al governatore del Veneto di indire una conferenza di servizi per individuare responsabilità e trovare rapide soluzioni. Vogliamo che ci siano risorse adeguate per tutta la scuola e all'interno della scuola ci sia anche la possibilità, che è stabilita dalla legge, che le scuole paritarie possono vivere e offrire il loro contributo specifico di cultura, di formazione, in collaborazione con la scuola dello Stato, con la scuola del Comune. La questione è certamente finanziaria, ma anche culturale. Di fronte all'emergenza educativa in atto, perché non portare fino in fondo, in linea con lo spirito della riforma federalista, il processo di autonomia scolastica iniziato con l'istituzione delle scuole paritarie? Non si tratta di togliere alla scuola pubblica, ma di permettere a quella privata, che fa risparmiare somme notevoli allo Stato, di funzionare. Lo Stato non può, e le istituzioni che dallo Stato dipendono, come la Regione, eccetera, non può non continuare a governare la scuola, certificandone il valore, anche perché deve garantire la capacità di formare diplomati competenti, ma non è necessario che lo Stato gestisca in presa diretta ogni scuola sul Paese.